Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici a questo appuntamento live su friulitv.net, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con un'ultima ora per quanto riguarda la cronaca, eccola qua. Rapina a mano armata in pieno centro a Trieste all'interno di un compro oro. L'uomo, volto coperto, è entrato all'interno dell'esercizio commerciale impugnando una pistola. Ha minacciato il responsabile richiudendolo nel ripostiglio, mentre il cassiere con l'arma puntata riempiva la borsa di contanti e monili. Dopodiché si è dato alla fuga. Sotto osservazione le telecamere di videosorveglianza presenti sia nel locale sia nelle vicinanze per risalire l'autore. Indagano i carabinieri. E adesso ci trasferiamo a Monfalcone perché ci siamo per quanto riguarda Dante e dunque andiamo a vedere cosa è successo di preciso. Personale di Sgarbi nell'ambito della mostra. Presentato il busto di Dante della collezione personale di Sgarbi nell'ambito della mostra La città murata nel segno di Dante, visitabile in galleria fino al 7 novembre prossimo a Monfalcone. Il comune onorerà il poeta con la sistemazione nel consiglio comunale dell'opera donata da Ravenna nel 1951 per celebrare l'italianità di Monfalcone. Un prezioso e imponente busto di Dante è stato messo a disposizione al comune da Vittorio Sgarbi dalla propria collezione personale e sarà esposto sulla città murata nel segno di Dante alla galleria di Piazza Cavour. La mostra, realizzata dall'amministrazione comunale con l'associazione Ponti d'Europa e il sostegno della regione e dalla Fondazione Carigo, presenta importanti opere e manufatti provenienti dalle principali istituzioni museali e culturali della regione, fra cui i Musei Nazionali d'Archeologia di Aquileia e Cividale, a documentare l'importanza storica e artistica del periodo fra Medioevo e Rinascimento e rende omaggio a Dante per i 700 anni dalla sua morte. Restiamo in tema, ma ci trasferiamo adesso a Venzone per quanto riguarda il Duomo di Venzone. Governatore Fedriga, 45 anni del terremoto, si celebra ancora la capacità di ricostruzione, in particolare di un'opera culturale così importante come il Duomo di Venzone. Sì, devo dire che oggi è ancora più significativo perché il paese, la regione, il mondo stanno uscendo con sacrificio dalla pandemia e penso che proprio l'esempio della ricostruzione e del rilancio sia quello che oggi l'Europa indica con i piani di ripresa e resilienza. Quindi la capacità di ripartire, di ricostruire, di riprogrammare il futuro e di avere una prospettiva per i nostri cittadini. Quindi penso che il modello Friuli sia ancora e abbia ancora più forza in questi anni di difficoltà. Un esempio nel quale dal secondo giorno dopo il terremoto i friulani non piangevano più e hanno incominciato a ricostruire. Oggi penso che dobbiamo avere quella stessa forza e quella stessa lungimiranza. È anche un modo per ricordare ancora quelle 1000 vittime. Sì, quasi 1000 vittime, 18.000 case distrutte, 300 fabbriche distrutte, devo dire una distruzione che è stata improvvisa, ma ha avuto anche nel dramma ha potuto far vedere di qual è la cultura friulana, qual è la forza di ripartire friulana, qual è la capacità di ricostruire le case, le fabbriche, le chiese, le scuole che la gente di questa terra ha. Assessore Zilli, siamo a Venzone, oggi celebriamo questa ristrutturazione, ricostruzione importante del Duomo, percorrendo la storia appunto di questa ricostruzione, che è un esempio per tutto il Friuli.
Sì, e non solo, il modello Friuli parte da qui, dall'anastilosi come metodo di posizionamento delle pietre una sopra l'altra così come erano e dove erano, e questo modello Friuli è stato un po' il mantra per questi 45 anni che ha permesso alla gente friulana di continuare ad avere il proprio orgoglio nel mondo. Noi come rappresentanti della regione oggi siamo qui a testimoniarlo in maniera molto felice e gioiosa, perché siamo convinti che il popolo friulano sia tutto questo e sia ovviamente giusto tributarlo per i sacrifici, le sofferenze, ma anche per la capacità di ripartire che abbiamo dimostrato dopo il 6 maggio 76. E con questo è tutto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.